Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 8, benvenuti al Circolo Sportivo Stella Azzurra, 16ª giornata di Serie A. Si affrontano quest'oggi il Football 8 Roma Nord e la Roma per il Giro di Boa. Football 8 Roma Nord che si schiera con Borrelli, Ciferri, Eusepi, Forconi, Gentili, Manelli, Martino, Luca, Martino Dario, Moretti, Natalucci e Travaglini. Per quel che riguarda invece la Roma, Caterini, Ciccolini, D'Alessandro, Feola, Indelicato, Liotti, Lorusso, Oliva, Paoli e Seferi. Tutto pronto per l'inizio del match, possesso palla per il Footballetto Roma Nord che attacca in maglia rossa da sinistra verso destra, risponde la Roma da destra verso sinistra in maglia bianca con calzoncini rossi. Lancio lungo da parte della squadra di Loi che sta facendo un buon campionato vista la ristrutturazione dal punto di vista tecnico attuata quest'anno, con un ringiovanimento da parte della rosa e soprattutto con un'intelaiatura stabile che vede al centro di questo progetto giocatori come Eusepi. Roma che era partita molto bene nel girone d'andata per poi un po' sgonfiarsi in quello di ritorno, scusate, nella seconda parte del girone di andata. Ora comincia quello di ritorno. Manelli chiede lo scambio a Martino, il controllo di Eusepi, fermato Andrea Eusepi. Altezza di metà campo Natalucci, apre a destra, tiro di destro, ci arriva in due tempi il portiere giallorosso. Cambio gioco, cercare Seferi, accelera Seferi, se ne va, mette in mezzo col sinistro, tocca quanto basta il portiere del Football 8, calcio d'angolo. Travaglini deve dare il pallone a Klaus Seferi che è pronto a metterlo in mezzo da sinistra, primo angolo della gara, toccato all'indietro, il controllo al limite dell'area e si ricomincia addirittura da dietro con il Football 8 Roma Nord che ci prova adesso prova ad uscire dalla propria metà campo. C'è un altro angolo, il secondo consecutivo in favore della Roma. Seferi mette in mezzo, troppo lunga la sua battuta, termina abbondantemente a lato il suo tentativo. Rimessa con le mani che va a cercare da parte sinistra del campo del Football 8 Roma Nord che con Eusepi cambia gioco rapidamente, ha cercato di imbeccare il movimento del laterale sinistro. Oggi manca figura per il Football 8, un altro giocatore chiave per questa squadra. Lui Eusepi, doppio playmaker che di solito ha messo in difficoltà parecchie squadre, come ad esempio il Cotton Club che qui ha fatto davvero una brutta figura in Coppa Italia, rimanendo sconfitta ed eliminata dalla competizione dalla squadra di Loi proprio ad inizio anno. Paoli stacca, poi Manelli, prova a girarsi Manelli! Grande risposta dell'estremo difensore, rimane in gioco il pallone con il Football 8 che rimane forte in pressione, riesce ad uscire la Roma e guadagnarsi forse anche un fallo. Caterini dall'altra parte del campo, appoggio laterale a cercare il movimento, entrata in scivolata, rimpallo che credo favorisca la Roma, infatti è il calcio d'angolo in favore dei giallorossi. Caparbio, Daniele Paoli
Questa volta viene battuto morbido, ma il controllo di Martino che fa buona guardia. Eusepi prova un po' a casaccio a dare a Manelli. Roma che rimane in proiezione offensiva sulla sinistra. Provano ad entrare tra le mura del Football 8, non ci riescono. Poi Eusepi va a inseguire il pallone. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Manelli. Ora c'è fallo di Martino. Fallo su Indelicato e c'è calcio di punizione. Ciccolini, c'è un uomo in barriera, parte Ciccolini col destro! Grande risposta di Travaglini in angolo. Roma che continua ad attaccare, quarto addirittura angolo dopo 6 minuti. Giallorossi che ci provano ancora con Ciccolini, può andare col destro, ci prova, c'è deviazione, altro angolo. Quinto angolo per la Roma, battuto morbido in mezzo, colpo di testa di Oliva che non schiaccia. Pallone che termina fuori. Natarucci. Borrelli. Martino. Pallone che si impenna, Seferi la mette a terra. Klaus Seferi atterrato, non secondo l'arbitro. Martino avanza, cerca il tocco sotto per Manelli. Ora c'è fallo di Ciccolini, secondo l'arbitro. Borrelli. Natalucci. Si allunga un po' il pallone Natalucci. Seferi se la riconquista. Sempre Klaus Seferi prova il sinistro. Quindi Ciccolini, gamba tesa. Ma il fallo è del numero 4. Eusepi, Martino. Cerca Manelli, non riesce a far sponda, riparte la Roma. Seferi. Chiamano la palla a sinistra, la ottiene Oliva, è Mancino, poi col destro serve al lato, pallone messo in mezzo, Natalucci, la tocca quanto basta per allontanare, ci prova poi Ciccolini, è il più attivo dei suoi, il numero 4, Seferi. Fallo su Klaus che resiste nuovamente alla carica di un avversario, regola del vantaggio. Lo Russo. D'Alessandro. Caterini. Martino, servito da Manelli. Martino lo mette a terra, Martino va col destro. Sembrava aver perso il tempo, poi è riuscito a calciare. Caterini mette in angolo. Manelli e Martino a battere, poi Manelli non può giocare a due con il numero 10, allora la battuta in mezzo, non c'è nessuno. Il controllo di Ciccolini che allontana, anzi mette in movimento Klaus Seferi. Si accende il numero 7 che punta a Martino, occhio al suo mancino, se ne va sul destro. Seferi spara fuori da buona posizione, grande azione di Klaus Seferi.
rischia Borrelli, Natalucci, Eusepi, e Natalucci, scusate, stacco a favorire Martino, Martino sul secondo palo, cicca malamente il pallone, numero 10 non molto tecnico ma molto generoso Martino. Natalucci si prende un bel rischio, dall'altra parte poi per l'altro Martino Dario, quindi Eusepi, Luca Martino, esce palla al piede, Martino accelera, può dare a Manelli, lo fa, Manelli può servire il compagno, anticipato da un grande intervento difensivo, Roma che prova a ripartire, quindi dall'altra parte del campo chiama il pallone Seferi, non lo ottiene, Eusepi cerca con gli occhi Martino, lo trova, Dario Martino carica il destro che finisce alto di parecchio. Seferi ne salta 2, non il terzo, Martino a Martino, Ciccolini, Seferi se la porta sempre sul sinistro, incontenibile Seferi, resiste a una carica, arriva il fallo, Anziosi continua a giocare, sempre Seferi, ma ha fischiato il direttore di gara che aveva concesso inizialmente il vantaggio. Ciccolini, va lui di potenza, non la vede neanche Travaglini, vantaggio della Roma al 13° minuto, è 1-0. Footballate che ora deve cercare di reagire a una Roma che ha costruito forse qualcosa in più e per il momento è in vantaggio per 1-0. Caterini, Seferi, controllo di petto, apertura a sinistra per Oliva, il controllo di destra del numero 3, Martino non lo prende, mette in mezzo Oliva, quindi Eusepi prova a innescare Manelli, Lo Russo, Oliva, Martino, Eusepi, Martino, Eusepi, pressato, si rifugia da Travaglini, Eusepi, forte dentro per Manelli, sbaglia la misura del passaggio il numero 8. Ciccolini riesce ad andare in anticipo, Eusepi pensa al tiro, lo effettua, non trova fortuna però il numero 8, Roma che cerca di ripartire, Oliva sempre dalla sua parte, Oliva pensa al sinistro, lo prova Oliva, ingannato Travaglini, forse da un suo compagno di squadra, vede all'ultimo il pallone ed è 2-0 Roma.
sta per riprendere il match qui alla Stella Azzurra dopo il time out chiesto da Mister Loi, dopo il doppio vantaggio da parte della Roma sul Football 8 Roma Nord. Un 1-2 nell'arco di 2 minuti che sta mettendo in forte difficoltà il Football 8, che davanti quest'oggi davvero poco è riuscito a costruire. Manelli provano a fidarsi a lui, Martino finisce fuori il suo sinistro. Caterini, Oliva, Martino fa su il pallone, prova a vincere un paio di contrasti, quindi Eusepi, Martino, Oliva, un po' di confusione in mezzo al campo. Oliva, Borrelli, di nuovo Martino, cerca e trova Manelli, se la porta sul destro, lo attende e lo neutralizza Paoli. Eusepi, Natalucci, ci prova lui, tra le braccia di Caterini, rilancio lungo, Eusepi, Roma che cerca il controllo della partita oltre che del risultato. Ciccolini si prende un body check, poi torna sul pallone. Oliva, Caterini, Natalucci, Manelli, Stefano Manelli si rifugia all'indietro, Natalucci ci prova da lontano, è davvero un footballista senza idee in avanti quest'oggi. Rilancio lungo, che prova a mettere in movimento Feola, che cerca di toccare il primo pallone della sua partita. Eusepi, Manelli, ci sarebbe Martino, lo serve, in realtà serve l'altro Martino. Ora Luca controlla Eusepi, Luca Martino, lancio lungo, Ciccolini, esce palla al piede, sbaglia nel cambio di marcatura, Ciccolini è tutto solo, entra nell'area di rigore e spalle alla porta, deve fermarsi, poi prova a saltarne due, ci riesce, Ciccolini mette in mezzo da buona posizione, ripartenza del Football 8 che guida Natalucci, che dà a sinistra malissimo però per Federico Gentili. Feola, Natalucci, Martino, forte per Manelli, gran controllo del numero 9 che poi nella cosa più importante non riesce, ovvero girarsi fronte alla porta, cioè rimessa laterale per il Football 8. Eusepi, Martino sul primo palo, pallone ancora in gioco che la Roma prova a giocare con pazienza, ma il Football 8 è più lesto e quindi Eusepi! Grandissimo gol di Eusepi che prende in controtempo il portiere. 2-1 il Football 8, la riapre il minuto numero 19. Oliva, Feola, ci prova lui, Feola! Cannonata che termina fuori, non c'è deviazione, anzi sì, è angolo secondo l'arbitro. Tre uomini della Roma in area, ci mette le gambe Gentili che poi rinvia verso il centro, un po' pericoloso. Manelli prova a ripartire, Martino prova a farsi la fascia, ci riesce, contenuto però da Daniele Dorusso. Ciccolini, grande esperienza di Ciccolini, si prende anche il fallo, il numero 4.
Ciccolini gioca subito per lo russo, quindi Feula, centrale per Ciccolini che non arriva, spazza Eusepi che addirittura rischia il clamoroso gol. Oliva deve far scorrere il pallone, rimessa laterale sempre verso Martino, Manelli, Eusepi, Martino, pensa il tiro, lo effettua lo russo in appoggio a Ciccolini, cerca Feula, punta l'uomo Feula, la perde però Feula, bella partita di Borrelli, Eusepi, Natalucci chiama il pallone, quasi alla cieca Eusepi a memoria, serve il compagno, ora a sinistra, Gentili, mette in mezzo, spazza Oliva. Natalucci, male il primo controllo, Roma che ruba la sfera, non c'è gioco pericoloso, sono 3 contro 2, occhio a Lorusso che è solo a sinistra, Lorusso controlla male, salta l'avversario, Lorusso, deviazione vincente per Natalucci che evita il gol e si salva il Football 8. Angolo messo forte dentro, fuori dall'area di rigore, Oliva deve tirare senza troppi complimenti. Martino. Di nuovo Martino. Stacca Oliva. Eusepi controlla. Oliva di nuovo. Pallone dentro per Manelli. Manelli si gira di prima intenzione. C'è il tocco in angolo. Cerca la ripartenza la Roma. Lorusso, sempre lui in possesso del pallone, il numero 8. Cerca e trova Liotti. Al limite dell'area deve fermarsi il numero 10, pressato da Natalucci, si complica un po' la vita, poi la gioca semplice all'indietro per Lorusso, quindi Oliva. D'Alessandro, Borrelli, si la trascina fuori Daniele Paoli. No look di Natalucci a cercare Manelli, si gira Manelli. Rilancio lungo, a cercare Feula. Eusepi, di nuovo da lontano, Eusepi con i pugni Caterini che non si fida della sua presa. Un minuto al termine, 2-1 per la Roma sul Football 8, Roma Nord per la prima di ritorno della Serie A di Lega Calcio 8. Avanti per 2-0 la Roma, poi Eusepi ha accorciato le distanze con un grandissimo gol. Borrelli spazza male il pallone, Oliva, anche lui male nella conclusione, quindi Manelli a far salire i suoi. Manelli tocca per Martino, il pallone interessante, forse un po' lungo e non ci arriva Martino. Liotti, lancio lungo a cercare Feula, in anticipo Borrelli, Natalucci, Martino, Manelli, Ciccolini, esce palla al piede, forse è l'ultima occasione per la Roma, la sfera è per Feula, Feula tocca male per il compagno e finisce qui il primo tempo, 2-1,
per la Roma sul Football 8 dopo i primi 25 di gioco. Si riprende a giocare qui alla Stella Azzurra con la Roma che stavolta attaccherà da sinistra verso destra in maglia bianca, Football 8 da destra verso sinistra in maglia rossa. Dalla centrata ci proverà direttamente, credo, Ciccolini, e lui ad andare col destro. Il suo tentativo però su quello che possiamo considerare un calcio piazzato si infrange contro la barriera dei giocatori all'altezza del cerchio di centrocampo. Martino, Manelli cerca subito di andare al gol del pareggio, il Football 8. Siamo sul risultato di 2-1 in favore della Roma. Natarucci ci prova da lontanissimo, suo tiro che però si perde sul fondo. Ciccolini, Paoli, tocco morbido, controllo il sinistro, quindi Martino messo in movimento da Borrelli. La Roma sembra avere più grinta però all'altezza di metà campo in questa seconda fase. Ciccolini sbaglia uno dei pochi palloni della sua partita. Fatto tutto bene fino a questo momento il numero 4, compreso il gol del momentaneo 1-0. Manelli, Martino, di nuovo dalla distanza. Caterini, forse ingannato, riesce comunque a toccare. Manelli poi cerca il doppio passo. Oliva, grande interdizione difensiva, sempre di Oliva. Borrelli prova da lontanissimo. Eusepi, il controllo, anche lui male stavolta il suo tiro. Ciccolini chiede il pallone a Caterini, lo serve il portiere, poi lancio lungo, grande stop da parte del numero 11 della Roma, Daniele Indelicato, che poi frena addosso a Martino. C'è fallo. Andrea Eusepi, Ciccolini da un centrale di centrocampo all'altro. Bella apertura di Ciccolini per Indelicato, chiede ancora il pallone numero 4. Indelicato la mette dentro forse in maniera frettolosa, ottiene il massimo per quello che ha potuto fare, ovvero un calcio d'angolo in favore della Roma, il primo del secondo tempo per i giallorossi. Andrà Indelicato, sono 4 gli uomini in area di rigore. Eusepi spazza via. Martino, Indelicato, scambia con Oliva, uno dei migliori Oliva, mette dentro Oliva, chiama il pallone, lo fa suo Travaglini, che poi lancia lunghissimo direttamente sul fondo, e quindi con le mani Caterini. Male la difesa della Roma, che perde un brutto pallone, poi Martino manca il controllo, quindi Oliva, fase non bella della partita. Feula ci prova col tiro potente, poco preciso. Natarucci, il match winner della Longarina, scambia con Eusepi, quindi Martino. Natarucci, Eusepi, pallone dentro, tocco di tacco, bell'intervento di Oliva, quindi Martino. Poi Claudio Ciferri che mette direttamente fuori di testa Caterini, Oliva, Ciccolini. Stava per arrivare Feula su un pallone carambolato quasi per caso nella sua zona. Paoli, Ciccolini, Paoli,
da Alessandro Ciccolini. Bel colpo di tacco per Seferi, in area di rigore. Seferi manca il controllo decisivo. Natalucci, Eusepi, Natalucci, Martino, a spazio Martino, da per Manelli, si gira, Manelli il palo pieno, palla che rimane giocabile, ma Ciferri la colpisce male. Natalucci, Martino ci prova e poi il salvataggio sulla linea di Paoli. Preme il Football 8 che va vicino 2 volte al pari. Non è finita perché la squadra in maglia rossa continua ad attaccare con l'angolo battuto in mezzo. Il controllo così di Caterini che poi si rifà sul secondo tempo. Oliva ci prova da lontanissimo. Natalucci, lancio lungo, Manelli forse trattenuto, non secondo l'arbitro, molto mestiere di Oliva qui. Borrelli chiama il pallone Natalucci, Borrelli decide di andare invece a destra e di prendersi il campo che sta finendo per il numero 4, infatti un po' stanco, se la perde. Caterini, Ciccolini, colpisce quasi al contrario. Natalucci, Eusepi, Natalucci, Manelli. Ciccolini, pressato da Martino. Ora il Football 8 pressa alto e mette in forte difficoltà la Roma che la perde. Manelli potrebbe calciare, grande uscita difensiva di Paoli. Quindi Eusepi con pazienza. Lo scambio che favorisce sempre il numero 8. Eusepi mette in mezzo, deviazione di Manelli ed è 2-2, pareggia il Football 8 Roma Nord con Manelli. Eusepi mette in mezzo, Manelli realizza. Seferi prova a salire in cattedra il numero 7, indelicato, sbaglia il pallone, Eusepi esce palla al piede, adesso da Martino, la chiede Manelli, protegge il numero 9, prova a girarsi, a liberare un destro difficile da quella posizione. Martino col tacco. Manelli controlla di petto. Manelli, il suo è il fallo per il tocco di mano. Lancio lungo. Seferi con la gamba alta. Manelli tocca per Martino. Gliela ruba Paoli. Ripartenza con Ciccolini. Ciccolini fa tutto da solo, Ciccolini può calciare, salta l'ultimo avversario, Ciccolini davanti al portiere, lo scavetto e il salvataggio sulla linea, clamoroso, stava per fare un gol strepitoso Ciccolini. Ha provato l'affondo la Roma col suo uomo migliore. Manelli protegge, prova a girarsi. Seferi provano a contenerlo, prova ad accentrarsi Seferi, ottiene l'angolo. Terzo per la Roma in questo secondo tempo.
palla messa in mezzo forte ma bassa, quindi Ciccolini male al volo, colpito di prima intenzione, ciò che deve fare un giocatore dalle retrovie in questo caso per non rischiare l'eventuale ripartenza avversaria. Eusepi per Martino, Eusepi, Ciferri, Martino, lunga di Caterini, Ciferri, Eusepi, Manelli, controllo di Coscia, stavolta si gira Manelli sul piede non preferito, c'è deviazione, c'è angolo. Calcio d'angolo da sinistra, messo in mezzo, tocco di un giocatore della Roma, altro angolo. Stavolta all'indietro, è libero di calciare Natalucci che poi colpisce di testa Caterini, cerca di mettere in movimento Seferi, Seferi prende in velocità l'avversario, Seferi, trattenuta su Seferi, arriverà un giallo. Giallo anche per Seferi, per proteste. Andrà di nuovo Ciccolini. Ciccolini stavolta prende malissimo il pallone. Travaglini gioca a lungo in touche su Manelli. Oliva tocca di testa. Ciccolini. Apertura a sinistra, c'è una prateria per Seferi. Doppia deviazione. Quindi Eusepi in appoggio per Natalucci. Sempre per Manelli, si appoggiano sempre a lui. Quindi Martino. Martino alla sfera sul sinistro, ottiene l'angolo. Battuta in mezzo, c'è un colpo di testa ma anche un fallo. Carica del difensore del Football 8 che ha spinto un avversario. Troppo irruento Forconi, Ciccolini, Paoli, Seferi in anticipo Borrelli, Seferi, copre su Natalucci e ottiene angolo, batte forte dentro, il controllo in area, spazza via Forconi, Manelli, cerca da Boa di far salire la squadra. Oggi davvero ha avuto pane per i suoi denti. (11 al termine). Ciccolini esagera un po', Dario Martino si impegna per andare sulla sfera. Ciccolini poi con la consueta classe e calma olimpica riesce a liberare, a mettere in movimento Oliva. Oliva si accentra, gioca col destro, sempre per Ciccolini, occhio al suo di destro, Ciccolini chiude troppo e termina fuori. Time out del Football 8.